Via Bellerio 41 dal fortino della Lega. Sammy Varin vi parla con Francesco in regia, la nostra redazione più attiva che mai. Fate un giro sul sito radiolibertà.net, stanno apparendo i commenti del giorno e tra poco anche le prime pagine scelte dal sottoscritto, scritto sottoparlante, altoparlante Sammy Varin. Intanto decine e decine di WhatsApp al 340 6709 659 e oggi il nostro esperimento quotidiano verte su immigrati sì, immigrati no all'interno dei partiti, che non è una novità. Ci sono sempre stati immigrati candidati. La Lega è stato il primo partito che ha fatto eleggere immigrati neri in Parlamento. E che facciamo adesso? Punto di domanda. E stanno arrivando centinaia di messaggi al 340 6709 659. Capire che tipo di comunicazione adottare, visto che il PD si è arreso agli immigrati e quindi alla sottomissione che loro ci vogliono regalare. E noi che comunicazione adottiamo se candidiamo immigrati, musulmani nel nostro partito? Siamo impazziti alla grande. Così scrive un'ascoltatrice arrabbiatissima. Un altro: ciao Sammy, mi sembra che ci sia poca chiarezza riguardo i musulmani candidati dalla Lega a Pavia. Che fa la Lega? Copia il PD? Proviamo a chiedere cosa ne pensa su Azbai o Magdi Cristiano Allam, perché ripeto, i leghisti pretendono chiarezza. Bravo Luigi. Salvini ha preso le distanze da ciò che è accaduto a Vigevano in provincia di Pavia e io penso che bisogna ulteriormente chiarire la situazione, perché ribadisco e discoriba, non è che tutti i musulmani votano Partito Democratico, non è che sono tutti contenti dei clandestini, gli immigrati, di quello che combinano i clandestini. Forse anche loro vorrebbero delle regole che venissero rispettate. Ci metto sempre il punto di domanda perché vi voglio provocare, cari ascoltatori. A proposito delle gemelle K, le uniche gemelle che considero sono le mitiche Kessler. Scherza Roberto da Monza. Le regole e le leggi valgono solo per alcuni, per altri no, ci scrive Pietro. Aulla è un piccolo paese medievale molto vicino alla Spezia. Noi è da anni che ne abbiamo uno grande, continuano a mandarci le risorse. Siamo invasi, scrive Antonia. I cattolici stanno scomparendo per colpa dei preti. Nelle prediche parlano solo dei poveri migranti. Sono tutti buoni, gli italiani non esistono e chiedono sempre soldi per aiutarli. Vi assicuro che ne ricevono tanti. Nessuna donna può dirsi leghista se ha l'hijab, il velo sul capo. Noi veli e vele le usiamo sul lago per fare windsurf. La donna leghista plana libera. Interessante questo messaggio. Come la pensate? Il nostro è un laboratorio di idee, secondo me, molto interessante, anche perché, lo sapete, ciò che viene detto qua viene ascoltato dalla politica, dalla Lega, dal centrodestra, ma non soltanto, anche da molti giornalisti che hanno le idee più confuse delle nostre, sicuramente. 340 6709 659, il vostro pensiero sulle notizie del giorno, qualunque esse siano. Ci fermiamo perché c'è il Qui Parlamento, ma restate con noi perché poi arriva Evan con una bellissima canzone intitolata Un attimo di quiete e più tardi, dopo le 11:30, il direttore di Rete 55. Avremo con noi Matteo Inzaghi. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Ma la mozione sulle aree interne è qualcosa a cui teniamo particolarmente e quindi nei prossimi giorni conto che con la mozione di maggioranza si possa dare un reale significato, non semplicemente propagandistico, ma di contenuti di concretezza, a una politica a cui il governo tiene particolarmente. Non stiamo parlando delle aree marginali, ma stiamo parlando delle aree sulle quali poi facciamo tutti affidamento quando si parla del bel paese.
Non stiamo parlando di aree disperse e dimenticate, ma stiamo parlando di quelle che sono aree che hanno avuto uno sviluppo in passato che oggi risulta per molti aspetti asincronico rispetto alla realtà. Ma attenzione, le politiche che ha intenzione di mettere in campo il governo e nella risoluzione che, conto, ripeto, la maggioranza concluderà nelle prossime ore, saranno contenuti gli interventi e la rimodulazione di interventi che finora non hanno avuto la capacità di dare completa esecuzione rispetto agli obiettivi di recupero delle persone, dell'abitato e soprattutto delle opportunità di lavoro in quei luoghi. C'è però un tema sul quale, non perdo tempo Presidente, vorrei subito smontare una delle prospettive che invece l'opposizione inserisce nella sua mozione. Leggo il punto 17 della mozione presentata, leggo testualmente, presentata in questo caso da Azione, a sostenere, anzi da Azione credo anche da altre forze di opposizione, no, solo da Azione, benissimo, meglio, mi auguro. 17, a sostenere e incentivare nell'ambito delle politiche di immigrazione regolare e di coesione territoriale percorsi strutturali di ingresso, inserimento e stabile radicamento di cittadini stranieri nelle aree interne, in raccordo con gli enti locali, accompagnandosi con le opportune risorse umane e finanziarie, concorrendo così al rafforzamento del tessuto economico e imprenditoriale e alla tenuta demografica, anche attraverso progetti di accoglienza e integrazione diffusa e misure che favoriscono l'accesso all'abitare, incontro domanda e offerta di lavoro e continuità, eccetera, eccetera. Questa è la sostituzione etnica, punto. Cioè tutto l'esatto opposto rispetto a quello che va fatto. Bisogna sostenere in quelle comunità la capacità di rigenerarsi delle comunità stesse. E qui adesso apriamo un tema. Come farlo? Non può essere, Ministro, solo una questione di strade che portano a quelle comunità, ma deve essere anche l'identità. Il dare a quelle comunità un'identità significa conservare una cultura, conservare una tradizione che ha reso possibile finora il radicamento in quel territorio. E aggiungo una differenza, dovremmo parlare di terra ancora più che territorio, uscendo dall'aspetto squisitamente amministrativo nella gestione dei servizi che deve essere associata, ma quello vale per un comune di pianura come per un comune di montagna. Se le dimensioni sono troppo piccole, bene che resti l'identità della comunità, ma bene che i servizi siano gestiti anche con obbligo assieme ad altri comuni, per evitare ovviamente l'incapacità di fare fronte ai servizi stessi. Ma come dicevo prima, quello che va sostenuto è la capacità economica di quelle realtà, creare opportunità di lavoro, dare opportunità ai giovani di poter restare e fare una famiglia in quelle comunità, trovandoli dentro il loro benessere di crescita, che molto spesso è maggiore rispetto a quello che troverebbero nelle grandi città, ma nel contempo sostenere la cultura, sostenere la tradizione che appartiene e che radica quelle comunità in quella terra. Questo consentirà alla prossima generazione di poter avere una tradizione viva da trasferire al futuro e non semplicemente un vaso con delle ceneri. È evidente che il calo demografico è un problema che dobbiamo combattere. Noi siamo convinti che occorra quindi questo mix, Ministro, rivedendo le risorse messe a disposizione e trovando un equilibrio tra il sostegno delle attività culturali, l'istruzione, l'educazione, la stessa apertura anche di scuole laddove sarebbe impossibile farlo in pianura, ma dove deve essere fatto in montagna, altrimenti si perdono gli abitanti, ma mantenendo anche delle capacità economiche. Non in tutti i comuni è possibile. Penso a una località a cui tengo particolarmente, che è Macugnaga, comune della Valle Anzasca. In questo caso non si può fare un ragionamento solo del singolo comune, ma deve essere fatto un ragionamento di valle, pensando ai comuni che stanno da Piedimulera fino a salire a Macugnaga e considerando che tutti assieme corrispondono a un sistema economico, ma anche un sistema valoriale in termini di mantenimento della cultura di montagna che ci appartiene profondamente. Mi è capitato, come capiterà a ciascuno di voi, di salire in montagna nel periodo invernale e si vedono lungo le salite che portano alla cima dei paesi più alti i terrazzamenti. Le valli sono tutte terrazzate, sono fatte con terrazzamenti costruiti con muri a secco dagli uomini nei secoli precedenti. Ecco, questo ci racconta di una cultura di montagna che era radicata e che consentiva quello che noi oggi chiamiamo anche di evitare il dissesto idrogeologico. Qui Parlamento. Ho perso la strada per tornare a casa. Qui l'asfalto ha lo stesso colore dell'aria.
un'altra notte persa a prendere lezioni, pensieri sul soffitto e noi sempre più soli, un mare nello stomaco e potrei annegarci che tutto va a puttane e noi pensiamo a farci, ma che effetto fa? Restare sempre in bilico, respingersi un attimo, mi manchi io, mi mancano le tue attenzioni. Che noia la domenica, dai non farmi la predica, se mi manchi io, mi mancano le notti fuori. Per un attimo di quiete poi vai. Sono mesi che ci girano intorno, sogni che non passano anche se lo voglio. Noi siamo una sconfitta a cui non so reagire, e che vorrei restare ma potrei partire. Allora servo il tempo, riegarmi la fronte, collegarmi le tempie. Penso che non so ancora chi sono veramente, ma pur di non stare soli faccio finta non esistano problemi. E sai che effetto fa? Restare sempre in bilico, respingersi un attimo, mi manchi io, mi mancano le tue attenzioni. Che noia la domenica, dai non farmi la predica, se mi manchi io, mi mancano le notti fuori. Ma chiedo di farci alla porta che io non sono in grado, e schiopperò ancora una volta ma non so dove vado, e tu mi tieni la mano anche se non me lo merito, perché per quanto ne siamo anche questo si serve un pretesto per dircelo. In un attimo di quiete poi vai via. Noi non possiamo che essere debitori con l'artista di questa canzone, gli artisti di questa canzone, Evan e Daria Uber, con Un attimo di quiete. Ciao Evan! Ciao a tutti. Io ti sono debitore perché ci hai regalato veramente un attimo di quiete, e i nostri ascoltatori stanno percependo in questo periodo questa canzone con molta positività, perché sarà che siamo in un momento storico veramente pazzesco, ne succedono di tutti i colori, il mondo è impazzito, come dice Crosetto, e ci dobbiamo affidare a quello che troviamo. In questo caso abbiamo trovato veramente una scia luminosa stupenda, la tua canzone Un attimo di quiete, con Daria Uber, che lo ospiteremo pensa giovedì prossimo, la Daria, una canzone che esplora la fragilità dell'amore, questo pezzo Un attimo di quiete, ma anche le ansie tipiche della generazione Z, ma che facciamo anche nostre, perché ribadisco, più che ansiosi abbiamo bisogno tutti quanti, partendo da Trump e compagnia bella, di uno psicologo. Evan in questo momento è il nostro psicologo, quindi dottor Evan, spiegaci un attimo il significato di questo pezzo. Qual è il tuo pubblico preferito? Perché qua sembra che parli alla generazione dei giovani, dei giovanissimi, come giovanissimo sei tu, ma come ti dicevo, mi sa che si sta allargando la platea di coloro che amano questa canzone. Evan, a te! Sì, guarda, come dicevi appunto tu poco fa, è una canzone che vuole dare un attimo un pelo di spensieratezza, un filo di luce in un momento comunque storico importante in cui ne succedono di ogni. E io l'ho scritta proprio in un momento appunto in cui non riuscivo a essere tranquillo, appunto ascoltando le varie notizie che c'erano in giro al TG, e ho detto, poi parlando appunto con miei amici, colleghi, entrambi abbiamo ancora oggi tutti questa paura del futuro, perché è incerto, non sappiamo mai cosa può succedere da un momento all'altro, e quindi questa canzone vuole essere un attimo un faro di speranza per la generazione Z, ma non solo, appunto, per tutte le persone che si sentono schiacciate da questa situazione.
Capito? La potenza della musica, signore e signori, e noi dobbiamo attingere a queste canzoni e non ce ne sono molte in circolazione, perché altre sono veramente terribili e secondo me peggiorano la situazione. Evan, dici qualcosa su di te, perché anche in internet non è sempre facile trovare notizie, poi se chiami l'intelligenza artificiale a volte ti dice di quelle cacchiate, ragazzi, sui personaggi. Evan, metti sul tavolo la tua presentazione per gli ascoltatori che non ti conoscono ancora. Io sono un ragazzo di 21 anni, vengo dalla provincia di Salerno e faccio musica più o meno da un paio d'anni. Diciamo che nelle canzoni ho sempre più o meno trattato argomenti molto sempliciotti, perché comunque per la mia età non ho ancora tanto da raccontare e ho sempre parlato comunque bene o male di amore, di relazioni, però ecco, è da un anno, anche di più forse, che viviamo in un momento storico importante e io volevo comunque riportare quello che sentivo dentro una canzone, perché alla fine non penso ci voglia una certa età per raccontare tutto quello che ci sta accadendo attorno. Penso che se una persona attiva un attimo il cervello, può essere sia un ragazzo che un adulto, entrambi possiamo capire benissimo quello che appunto ci sta accadendo attorno e E come? quindi raccontarlo, trasportarlo in una canzone. E come? Ci sono arrivati dei segnali che anche i giovani recepiscono le problematiche. Ti faccio un esempio che non c'entra niente: al referendum sulla giustizia c'è stata una partecipazione importante, che abbiano detto sì, che abbiano detto no, forse è secondario, ma è importante che la gente è ritornata a votare, come se ci fosse una preoccupazione, un'ansia, uno si risveglia e dice oh cazzo devo andare a votare, bisogna fare qualche cosa, bisogna è importantissimo ritornare ad alzare la testa e dire no no, io ci sono, io voto, io dico, io parlo. Poi non sempre è facile anche parlare, tornando alla musica, anche determinati artisti meno conosciuti come puoi essere tu, Evan, non sempre hanno accesso alle radio, quelle più importanti, quelle più blasonate. Sappiamo che c'è una selezione pazzesca che si basa molto spesso sul censo. Comunque, Sì. signori, Evan è qui. La sua canzone Un attimo di quiete sta funzionando alla stragrande, forse anche merito di questo connubio inedito con tale Daria Huber con l'H davanti. E come vi siete conosciuti? Anche perché forse non siete proprio vicini di casa, oppure sì? No, no. Com'è andata? Siamo della stessa regione, perché io sono di Salerno, appunto, lei è di Caserta, quindi diciamo ci siamo trovati molto in sintonia anche forse per questo motivo, anche se lei adesso abita a Roma. La collaborazione è nata semplicemente perché il mio manager conosce la sua manager, e quindi cercavo una figura da inserire all'interno di questo brano, una figura femminile, e lei è stato uno dei primi nomi che ci è saltato in mente, appunto perché la vedo come progetto, come visione, la vedo molto vicino a quello che faccio io. Quindi anche per questo, ecco, poi si è optato di contattarla, ed è nato poi quella che è nata, insomma, la canzone che adesso stiamo ascoltando. Esatto, è nato un connubio interessantissimo e soprattutto potente. Ripeto, il pezzo si intitola Un attimo di quiete, basta scrivere questo con Evan e salta fuori. Chiaramente, Evan, ti chiedo che cosa bolle in pentola. Hai detto che finora, da pochi anni che canti, hai fatto cose leggere, ma abbiamo visto che la leggerezza di Un attimo di quiete ci serve come. Cosa bolle in pentola, cosa si sta muovendo e soprattutto si ha idea anche di fare dei live, magari con la stessa Daria, se ancora non l'hai fatto, perché questo pezzo sicuramente anche su un palco può funzionare come. Che cosa si muove, Evan? Sì, no, in realtà questa canzone l'abbiamo spoilerata cioè un annetto fa, abbiamo fatto 2 live io e Daria insieme, e quindi avevamo già dato un assaggio alle persone dal vivo di quello che era il pezzo. Poi ovviamente ora che è uscito sarebbe sicuramente bello tornare sul palco con lei e fare qualcos'altro, cioè qualche altra esibizione insieme.
Al momento in pentola bollono un po' di cose. Come dicevo anche prima, finora sono sempre stato abbastanza monotematico sulle mie canzoni. Ho sempre parlato più o meno d'amore, comunque di cose abbastanza adolescenziali. E adesso diciamo che da un po' di mesi sto invertendo un po' la rotta, sto cercando sto ricercando, ecco, un me anche un po' più complicato. Sto cercandomi di conoscere meglio, e quindi lo faccio anche attraverso le canzoni, anche attraverso testi magari che possono sembrare più semplici sotto un punto di vista, ma che poi nascondono verità e realtà che sono più complicate di quello che sembrano. E quindi ci sta pensando a fare qualcosa di più corposo il nostro Evan. Anche perché in giro, come dicevo prima, si trovano a volte delle porcherie pazzesche che poi dopo ci piacciono, perché la cosa pazzesca, Evan, è che a furia di sentire determinati pezzi, anche se sono veramente impresentabili, io come programmatore musicale faccio radio da quasi 50 anni e posso dire che si sta solo che peggiorando, però alla fine alla gente questa roba piace, perché alla fine questa è la sbobba che senti 10-20 volte al giorno e alla fine ti piace. C'è qualche artista, Evan, che salvi? Qualcuno a cui nei tuoi 20 anni ti stai ispirando in modo particolare o che pensi che veramente meriti, o magari qualcuno che secondo te merita e non sta avendo il successo che meriterebbe, naturalmente escluso i presenti? Cioè, no, io ultimamente, comunque nell'ultimo periodo, sto ascoltando assiduamente un ragazzo che poi non si può neanche definire emergente, perché comunque ha già una strada più che avviata, fa concerti grandi, comunque non so, Fulminacci, cioè veramente ultimamente sto andando pazzo per le sue canzoni, le ascolto veramente dalla mattina alla sera e penso sia anche una grande ispirazione per me, sia a livello musicale, ma anche proprio a livello di carriera, il percorso che sta costruendo, e cerco di fare il più simile possibile a lui, ecco, senza ovviamente scopiazzare troppo. Certo, quello è altrettanto importante, però diciamo che ne hai scelto veramente uno particolarissimo e interessantissimo. Allora, appello figlio d'Apollo, signori, se avete sotto mano un telefonino, e sicuramente lo avete, cercate Evan in rete. Cosa bisogna scrivere per trovare la tua musica su YouTube, ma anche per seguirti via Instagram? Allora, su Instagram mi potete trovare come Ciao sono Evan, quindi molto semplice, e sulle altre piattaforme, insomma YouTube, Spotify, Evan, e poi basta cercare magari, ecco, un titolo di una canzone, che in questo caso può essere appunto Un attimo di quiete. Dai, Evan, ti aspettiamo per la prossima canzone. Grazie ancora. Grazie a voi, grazie. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Gli islamici buoni e cattivi non saranno mai né di destra né di sinistra. Usano la sinistra, ma poi si rivolteranno contro. Ragazzi, il dibattito è aperto. C'è un Islam, tra virgolette, buono, è forse un po' esagerato, ma cioè ci sono effettivamente quelli di cui ci si può fidare, o usano tutti quanti la taqiyya? Con tutto rispetto per chi ha altre religioni, ma il fatto che adesso l'Islam, che è religione e politica, stia entrando ufficialmente nella politica italiana, e sapete che hanno in mente di fare un partito islamico, al momento alleandosi con il Partito Democratico, ma abbiamo visto avvicinandosi anche al centrodestra, perché come ti dicevo io, ripeto, non è che un islamico, un immigrato deve per forza votare Partito Democratico, e soprattutto c'è qualcuno che magari non ne può più di questo fatto che un immigrato che qui legalmente sta lavorando, si spacca la schiena, venga sputtanato, sì, sono volgare, da altri immigrati che vengono qui, fanno il bello e cattivo tempo, rubando, violentando, applicando la loro sharia, quindi la loro Costituzione, e fottendosene della nostra Costituzione. Probabilmente qualcuno gli gira anche le balle di questo,
si sente sputtanato da queste persone che fanno il bello e il cattivo tempo e dice no, io sono d'accordo con la Lega. Il dibattito verte intorno a queste cose. Che facciamo? Un immigrato? Sammy, c'è un tipo col turbante che chiede di te, la famosa canzone La Padania di Sammy Varin, andatevela a rispolverare. Se si vuole candidare lo candidiamo, se è integrato, se dice che è giusto integrarsi, rispettare la terra che ti sta offrendo lavoro, lo candidiamo oppure no, ragazzi? Sono discorsi molto molto potenti. E la Spagna, scrive un altro, sta dando cittadinanza spagnola, quindi europea, a chi da 2 anni risiede in Spagna. E poi il ricongiungimento familiare, grande Spagna. Sì, ricordate che poi dalla Spagna non ci mettono molto a arrivare qua. Ancora, l'inutile saliva del Mattia Feltri oggi sulla Stampa a favore dell'islamico. Il Vannacci, un altro grillo di destra inutile. Ve l'ho detto, siete veramente molto molto arrabbiati quest'oggi. Se non ci fosse la Lega non saprei più per chi votare. Di sicuro no Vannacci, ma probabilmente Pro Italia. Pro Italia è uno yogurt. Gianluca, non l'ho mai sentito. Posso proporre un referendum confermativo per il ripristino della religione cattolica come religione di Stato? Il resto non è autorizzato, ci scrive qualcun altro. Potrei andare avanti ancora, dai, dammi ancora un minuto. Le donne di sinistra sono delle bacchettone, gli alpini sono persone normali e se gli scappa qualche commento, pazienza e basta con queste menate. Ma senti anche i commenti, sinceramente, l'unico commento che conosco è il fatto, dai, vieni a bere un bicer, mi sembra una roba veramente. Buongiorno, bisogna essere coerenti e quindi prendere l'oramai così tanto menzionata decisione di mandare al diavolo la von der Leyen, la Commissione europea, le sue politiche sbagliate a svantaggio dei popoli europei, tranne che della Germania. Per quanto mi riguarda, sui migranti, remigrazione per tutti i clandestini, espulsione per chi delinque, nessun ricongiungimento familiare per chi deve prendere la residenza e i permessi di soggiorno deve avere la nostra cultura, religione e stile di vita. Io penso che un immigrato che si voglia candidare nella Lega, questo è il mio di messaggio, me lo leggo, me lo scrivo da solo, dovrebbe dire queste cose. Voi cosa ne pensate? Scrivetemi 340 6709 659. Intanto tra pochissimo avremo il direttore di Rete 55, Matteo Inzaghi. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ciao, sono Francesco Frizione, cantautore genovese. Vi presento il mio ultimo lavoro, Voli nella luce.
Si trova su YouTube, Gemelli Freaks, una canzone che nasce dal ricordo di una persona cara, partita per il viaggio più lungo, ma che continua a vivere ogni giorno nel cuore di chi l'ha amata. Lasciatevi trasportare dalle emozioni. Buon ascolto. Sento grande rammarico, sento uno stato d'ansia, percepisco e mi sento scarico, una forte malinconia inconscia, avvolto dalla tristezza, rinchiuso nei miei ricordi, come il ramo si spezza, e i momenti che non scordi, bastava parlare e trovavo conforto. Per me sei stato importante, sempre stato di grande supporto, hai lasciato un vuoto gigante, dura quanto improvvisa, forte come una tempesta, senza remore preciso, con la tua assenza che te basta immaginare i bei momenti, arricchiti dalla tua bontà, non pronti ancora ai cambiamenti, che ci pone la realtà, adesso voli nella luce. Accarezzo la tua mano, mi vedi ma non senti, devo cucire piano piano le ferite dei sentimenti, tutti sconvolti e stanchi, dobbiamo ancora realizzare, non sai quanto mi manchi, tante cose insieme vorrei fare. Eri qui, sempre pronto, della famiglia, un pilastro, quanto dolore mi ha affranto, questa situazione è un disastro, dura quanto improvvisa, forte come una tempesta, senza remore preciso, con la tua assenza che te basta immaginare i bei momenti, arricchiti dalla tua bontà, non pronti ancora ai cambiamenti, che ci impone la realtà, adesso voli nella luce. Bastava parlare e trovavo conforto, per me sei stato importante, sempre stato di grande supporto, hai lasciato un vuoto gigante, dura quanto improvvisa, forte come una tempesta, senza remore preciso, con la tua assenza che te basta immaginare i bei momenti, arricchiti dalla tua bontà, non pronti ancora ai cambiamenti, che ci impone la realtà, adesso voli nella luce. Si intitola proprio così, Voli nella luce. La canzone di Francesco Frixione, insieme alla sorella Alessia, compone il duo genovese dei Gemelli Freaks. E qui siamo proprio entrati nei locali della bellissima Genova, dove non possono entrare gli alpini, ma per fortuna ci sono ancora locali che fanno karaoke, che inventano artisti indipendenti che poi riescono a volte ad arrivare a incidere un pezzo, come ha fatto Francesco Frixione. Signore e signori, a proposito di territorio, fammi salutare un collega giornalista che ama visceralmente il proprio territorio dove vive, addirittura dirige una televisione che parla e che racconta quotidianamente il territorio. Direttore di Rete 55, Matteo Inzaghi, ciao! Ciao Sammy, buongiorno a tutti. Insomma, sai, uno che ti parla
da una radio nata come Radio Padania Libera, che amava e difendeva il territorio e si incazzava con chi non lo difendeva abbastanza, e tu praticamente hai seguito in questi anni tutto ciò che è avvenuto anche politicamente nel territorio. Parliamo di Varese, ma parliamo non solo di Varese, perché Rete 55 si sbircia un po' dappertutto. Il Matteo Inzaghi, signori, e non so se lo sapete, ma oltre a essere un collega giornalista molto conosciuto nell'ambiente, è anche critico cinematografico, docente presso l'Università dell'Insubria e attenzione, ama tantissimo anche il cinema, tanto che da autore è al 3° libro, ed è uscito da poco, Flashback, il cinema americano come riflesso politico-culturale degli anni '80. Questa è una parte della tua vita magari meno conosciuta per chi non frequenta i cinema, anche perché chi frequenta i cinema, soprattutto nella zona di Varese, ti vede fisicamente, nel senso che alcune presentazioni di film, e adesso l'abbiamo capito, insomma, gli anni '80 non se ne vanno più, continuano a parlarci attraverso il cinema, ma anche attraverso la musica. Abbiamo visto gran parte delle colonne sonore delle pubblicità, c'è musica anni '80, gli oggetti, il vintage, ragazzi, siamo tutti a comprare gli abiti usati, sembra incredibile. Mio figlio Elia, che ha 14 anni, Matteo, sai che motorino ha voluto? No, dimmi. Il Ciao. Ah, fantastico. Cioè c'è questa moda che esistesse ancora. Ma no, non esiste, infatti, se lo procurano, si inventano i pezzi, lo mettono insieme, il Ciao, il Garelli, VIP 3, quello con le marce, ragazzi, il V4 addirittura c'ha le marce a pedale. Cioè a me sembra di essere ritornato al 1980-81, quando andavo io col Vespino 50 Special. C'è una voglia di anni '80 pazzesca e senti, partiamo da questa cosa, poi ti chiedo qualcosa anche sulla tua televisione, ma partiamo da questa cosa. Come giustifichi questi anni '80 che non se ne vanno più e che continuano a raccontare e che ci fanno venir voglia di riviverli, e forse li stiamo vivendo ancora quegli anni '80, per non pensare alle schifezze che dobbiamo quotidianamente sorseggiare dai quotidiani. Come giustifichi questa situazione e soprattutto questa passione per la musica? Dove ti sta portando? Perché stai regalando cultura nei tuoi racconti, nelle tue spiegazioni, nelle tue presentazioni a chi è grande tra virgolette, come noi che abbiamo una certa età, ma anche a molti giovani che magari quegli anni li hanno vissuti un pochettino di rimbalzo e che hanno bisogno, hanno sete di sapere. Com'è partita questa tua passione, Matteo? Ma guarda, intanto consentimi di ringraziare te per l'invito e tutti gli ascoltatori e Radio Libertà per questa opportunità. Il cinema nasce insieme a me praticamente. Io mi sono formato cinematograficamente da piccolino grazie a 2 genitori molto appassionati che nella vita facevano tutt'altro, ma che mi hanno trasmesso la cultura dei film. Oltretutto mamma e papà avevano anche 2 gusti diversi e quindi mi hanno dato la possibilità di conoscere artisti e stili ed epoche cinematografiche diverse fin tanto che ero bambino, quindi mi hanno proprio contagiato. Tieni presente che io sono uno di quei bambini che alla mattina magari aveva distrazioni o colpi di sonno in aula e quando il maestro mi dava una nota i miei genitori rispondevano giustificandomi perché avevo visto un film con loro fino a tardi. Quindi ho avuto una formula educativa abbastanza originale. E poi l'ho coltivata, ecco, a differenza che per i miei genitori, per i quali è stata una passione, un hobby semplicemente, io l'ho proprio coltivata. Ho iniziato a occuparmi della storia del cinema per passione, poi negli anni '90 ho cominciato a scrivere recensioni e critiche, a pubblicare qualcosa, poi è iniziato il mio percorso nella TV locale, Rete 55,
che naturalmente, come tu ben sai, mi ha portato a fare il giornalista e a occuparmi un po' di tutto, come facciamo sempre nelle redazioni locali, mettendo un pochino più da parte questa passione, tenendola come hobby, però un hobby che non ho mai smesso di coltivare, che mi ha portato appunto ad alcune pubblicazioni, a presentare serate, a fare approfondimenti, a partecipare a pubblicazioni di altri con miei contributi, prefazioni, critiche e così via. Quindi questo è come nasce la mia passione cinematografica. Bella la tua domanda sugli anni '80, perché anch'io ho la sensazione che non solo non passino mai, ma in qualche modo siano tornati a parlarci in questo momento. Mi viene da pensare che probabilmente sia stato l'ultimo decennio che ci ha consentito di guardare all'orizzonte con fiducia, con ottimismo, con spirito costruttivo, con progettualità, l'ultimo decennio capace davvero di farci sognare, perché se è vero che il sogno, grazie al cielo, resta insito nell'essere umano, è altrettanto vero che ormai da qualche decennio, più che di crisi, di violenze, di guerre, di recessioni, di crisi e di futuro incerto, non ci sentiamo parlare. Quindi, voglio dire, gli anni '80, se non altro, un po' di sorriso, un po' di leggerezza e anche un po' di capacità di guardare alle differenze nella società, ma non per questo perdere il senso della bellezza e la cultura dell'eleganza e dello sfarzo, magari anche dell'eccesso, però comunque della positività. Ecco, tutti questi valori secondo me oggi bussano alla nostra porta e ci chiedono di entrare. Porco cane, intanto che parli siamo sommersi di WhatsApp al 340 6709 659, che chiaramente hai risvegliato la nostalgia. Pietro da Bergamo, a proposito di anni '80 bellissimi e soprattutto senza maranza. Ma non è vero, Pietro, c'erano i tamarri, noi li chiamavamo così negli anni '80, è vero Matteo? Penso che in qualche film americano li hai anche ripresi questi termini, no? Ma guarda, è vero che la società è cambiata tanto, questo è vero. Io sono cresciuto a Varese, quindi una città di provincia che credo possa essere paragonabile a Bergamo, a Como, a tante province lombarde con l'eccezione di Milano. Ricordo bene gli anni '80, ricordo bene quanto la comunità fosse assolutamente diversa, forse anche più ingenua, sicuramente più sicura, sicuramente più affidabile, perché c'erano ancora punti di riferimento, c'era il parroco con cui chiacchierare, c'era il direttore di banca con cui confidarsi, c'era il medico di base che quando avevi la febbre veniva a trovarti a casa. Tutte queste cose non succedono più, sinceramente, soprattutto il medico di base, su cui stenderei un velo pietoso, se posso, senza offendere gli amici. Un saluto a tutti i bene. medici no, ma le nuove generazioni non l'hanno mai visto il medico di base. Noi lo vedavamo che ci veniva a trovare a casa quando non stavamo bene. Poi è venuta la moda che dovevi andarci tu anche se avevi 40 di febbre, ci dovevi andare, così infettavi tutti quanti. Poi addirittura non è più stato possibile neanche andarci dal medico di base. No, lascia sta. No, infatti è così, e purtroppo non riguarda solo me e te, che comunque abbiamo ancora un'età che ci consente di muoverci, riguarda anche persone anziane che sono costretti a farsi portare. E naturalmente anch'io mando un affettuoso saluto agli amici medici che in realtà fanno ancora quello sforzo, però mi sembrano diventati più un'eccezione che la regola. Vero. Senti, questo libro è secondo me un regalo bellissimo. Attenzione che questa domenica è la festa della mamma, non fate cacchiate, non è il genitore 1 neanche il genitore 2, è la mamma, è un regalino, bisogna farlo. Matteo Inzaghi, il cinema americano come riflesso politico-culturale degli anni '80. A chi lo regaliamo? È dedicato a chi? È un libro tecnico, complicato, oppure è un qualcosa che avvicina, che deve forse avvicinare anche le generazioni che non hanno vissuto in diretta quegli anni? E fai qualche citazione, qualche film che ci hai buttato dentro e che sicuramente ci fa scendere i lacrimoni, Matteo.
Allora, guarda, ti ringrazio per questa domanda perché è esattamente la domanda centrale. A chi è dedicato? Allora, innanzitutto io parto da una premessa. Questo è il mio secondo libro sulla storia del cinema americano. Il primo era dedicato agli anni 60 e 70. Gli anni 80 sono effettivamente gli anni che io ho vissuto, seppur da bambino e da ragazzino, ma li ho vissuti. E quindi già questo mi ha dato quella marcia in più per non pescare solo dalla mia cultura cinematografica, ma pescare anche dei miei ricordi. Ci sono citati circa 600 film e più di 200 registi, tanto per intenderci, quindi è un'opera effettivamente molto articolata. Però nello stesso tempo, per risponderti, ti dico qual è il complimento più bello che ho ricevuto in questi giorni da chi lo ha letto. E mi riferisco in particolare a un signore che di cinema e di storia del cinema non è particolarmente interessato, eppure mi ha detto: guarda, sai che c'è, siccome ti conosco per Rete 55, l'ho preso, l'ho letto, e caspita, mi sono ricordato che vedendo Top Gun ho dato al cinema il mio primo bacio. Urca. Capisci che questo è un bellissimo ricordo sbloccato grazie a un libro che parla evidentemente di storia del cinema, ma prima di tutto parla di noi. E vabbè, e adesso altri lacrimoni, perché pensate, il film, quando avete dato il primo bacio, e sicuramente era di quegli anni, degli anni '80, quindi avete capito che questo è un libro da comprare, da regalare al volo. Flashback, il cinema americano come riflesso politico-culturale degli anni '80, Matteo Inzaghi, e se lo digitate su Amazon penso che si trovi facilmente, vero? Sì, si trova in libreria, si trova su Amazon, si trova sul sito della casa editrice che si chiama De Piante Editore, e ci tengo a sottolinearlo perché è un editore del territorio, perché ha sede a Busto Arsizio. Bravo. Una piccola casa editrice molto di nicchia, molto curata, che ha creduto tanto in questo progetto nonostante non avesse mai pubblicato nulla sulla storia del cinema. Però è nata una bella sintonia e lo vedrete perché chi lo tiene in mano sa che è proprio bello anche da sfogliare, le foto sono di alta qualità, l'impaginazione è importante, cioè non è un libro per cui se lo leggi sullo schermo o se lo leggi su carta è la stessa cosa, no, tenerlo in mano e sfogliarlo significa davvero fare un viaggio e di questo sono molto orgoglioso. Parole sante, signori, torniamo a sfogliare i libri, sentiamo il rumore della carta, ragazzi miei, e ogni tanto compriamo anche qualche quotidiano. Io ogni mattina, Matteo, faccio la rassegna stampa e non ti dico la fatica che faccio a far comprare almeno un giornale alla settimana, ma qualcuno riesco a farlo comprare perché si trova sempre qualcosa di buono che non siano le solite schifezze mondiali. Matteo, ho ancora 2 minuti, te li rubo perché sei direttore di Rete 55, se abitate nel Varesotto in Lombardia non potete non conoscerla, un'emittente territoriale che si è guadagnata veramente l'amore del territorio in tanti anni di informazione. Come porti avanti questa cosa? Qual è la fatica più grande che si fa a fare una televisione privata oggigiorno? Sappiamo che le radio, quelle libere, quelle private, praticamente non esistono più, ci sono soltanto i network nazionali che trasmettono tutte le stesse canzoni, le stesse cose, e nella televisione non è che siamo qui a fare Alegher, non è che vada molto meglio. Qual è la più grande difficoltà che hai a portare avanti questa televisione che, ripeto, parla e racconta il territorio? Cioè non è di quelle che ci sono televendite dalla mattina alla sera, eccetera, vivi proprio quotidianamente il territorio. Penso che forse sia questa la cosa più gravosa da mandare avanti. È la più gravosa, ma è anche la più appassionante, quella che ci spinge a continuare e quella che ci porta, secondo il mio modesto parere, ad avere anche un grado di responsabilità nei confronti del pubblico assolutamente superiore a tanti colleghi del nazionale, perché noi il nostro pubblico lo incontriamo poi tutti i giorni
e ci chiede conto di quello che facciamo, di quello che raccontiamo, di come riportiamo le notizie, di come le commentiamo. Quindi abbiamo un rapporto molto franco con chi fa parte di questo territorio, che amiamo, che cerchiamo di proteggere, che cerchiamo di raccontare senza demonizzare nulla, ma tentando di mettere a confronto opinioni diverse, fermo restando la nostra opinione. La difficoltà certo è grande, perché come hai già detto tu, per l'emittenza privata, radiofonica, televisiva, il mondo è cambiato in pochi anni ed è cambiato profondamente. Forse la difficoltà più grande che abbiamo, e credo di poterla condividere con tanti altri giornalisti locali e non solo, è il rapporto con una comunicazione social veramente aggressiva, violenta e anche un po' anarchica, nel senso che sai, noi abbiamo una nostra preparazione deontologica, abbiamo regole da rispettare, abbiamo anche un impasto di formazione, di esperienza che ci porta alla verifica delle fonti, a metterci in discussione quando si tratta di criticare qualcuno, a utilizzare una continenza verbale, guardare l'essenzialità della notizia. Poi per l'amor di Dio, tutti sbagliamo, di cavolate ne ho fatte e sicuramente ne farò anche altre. Però cerchiamo sempre di mettere prima di tutto l'informazione, la libertà di commento e la buona fede, cosa che purtroppo sui social si trova sempre meno. E a lasciare amareggiati è quando ti rendi conto che una parte del pubblico non sa più distinguere dove c'è davvero l'informazione, perché è fondata anche su un po' di preparazione e di competenza, e dove invece c'è semplicemente la cacciara, il tiro al piccione o l'anarchia comunicativa. Purtroppo bisogna convivere con questa realtà cercando di tenere la barra dritta sulla propria correttezza, su un minimo di etica e di deontologia e soprattutto, lo ripeto, su un amore per questo territorio che ci porta ad essere riconoscibili e mi pare anche abbastanza credibili e affidabili. Quindi poi le persone di questa terra sanno che se c'è davvero qualcosa da capire, approfondire e raccontare, alla fine una spogliata alla Perpina e una TG di Rete 55 devono per forza venire a prendere in considerazione. Questo ci porta ad andare avanti pur in una congiuntura ovviamente non facile, perché i costi sono alti, perché la concorrenza è gigantesca, perché la pubblicità è difficile da trovare e così via. Devo dire, visto che prima parlavo della casa editrice del territorio, che ho la fortuna, ecco, di non essere finito in quei network globalizzati che citavi tu, ma di essere in un'azienda di proprietà del territorio, perché l'imprenditore che ha preso Rete 55, ci ha investito, ci ha dato una nuova sede, nuovo slancio, nuovi investimenti, è di questo territorio, della provincia di Varese, e quindi io non posso che ringraziarlo. E noi non possiamo che spezzare una lancia veramente per gli imprenditori coraggiosi, anche semplicemente chi oggi vuole aprire un negozio, magari di quelli territoriali che vendono cose territoriali. Un coraggio da leoni, e quindi l'applauso mio e dei nostri ascoltatori che in questo momento ti stanno ringraziando per questa chiacchierata. Anarchia comunicativa, questo me lo sono segnato perché è effettivamente quello che sta accadendo non solo sui social, attenzione, ma anche su gran parte dei quotidiani che si fanno i dispetti l'un l'altro e noi che facciamo rassegna stampa dobbiamo star dietro a queste cose. L'ultimo minuto, mi stanno scrivendo in tantissimi chiedendomi se tu pensi a Umberto Bossi, cosa ti viene in mente immediatamente? Magari qualcosa di cui hai parlato o un flash che hai lanciato sulla tua televisione, visto che Umberto Bossi ci ha ormai lasciato. Guarda, mi fa piacere questa domanda perché mi ricordo molto bene la sera in cui è arrivata la notizia della sua scomparsa. Me la ricordo molto bene perché io, che ovviamente, insomma, essendo una voce, un volto della provincia di Varese per tanti anni, ho avuto la possibilità di conoscere il senatore, frequentarlo, intervistarlo, e tu sai bene che non era facile perché ogni tanto era di cattivo umore, ti mandava a quel paese in 10 secondi, ma insomma l'abbiamo fatto ed è stato sempre molto molto arricchente, perché poi Bossi era anche il tipo che, non so, ti invitava a bere il caffè perché aveva voglia di rilassarsi, ti raccontava della sua famiglia, della sua vita, era un uomo
davvero impastato di genuinità, nonostante i vertici istituzionali che aveva raggiunto. Nel giorno in cui è scomparso, mi ricordo che io avevo una delle mie poche serate in cui potevo stare a casa, rilassarmi un attimo, mi hanno telefonato, mi hanno detto che era scomparso, io 10 minuti dopo ero in macchina e stavo andando a Gemonio. Sono andato a Gemonio, tra l'altro con la mia telecamerina, perché le tecnologie ci hanno dato almeno questo valore aggiunto, cioè la possibilità di muoversi con mezzi leggeri ma efficaci. Sono andato lì, mi sono ritrovato con un paio di colleghi di altre testate e un gruppo di carabinieri che stava sorvegliando la casa di Bossi per motivi di cautela e di discrezione. Ho fatto il mio primo commento che oggettivamente io ho anche proprio sofferto fisicamente, perché mi sembrava impossibile che si fosse chiusa una pagina di storia così importante, non solo per questo territorio, ma ritengo per tutta Italia. E quando racconti la storia devi essere un po' all'altezza della situazione. Dopo pochi minuti mi ha chiamato il mio editore, Pietro Albertalli, ci siamo parlati per 30 secondi e mi ha detto: facciamo la diretta? Sì, facciamo la diretta. Abbiamo trasmesso i funerali di Umberto Bossi in diretta, io ero in studio qui a Varese, in collegamento 2 colleghi, tutte e 2 si chiamano Mattia e mi piace l'idea di citarli perché sono 2 ragazzi che ho tirato su io dal punto di vista giornalistico e sono molto in gamba. Loro erano a Pontida, abbiamo fatto 3 ore e mezza di diretta con voci, racconti, aneddoti, immagini di repertorio. Abbiamo celebrato un leone che meritava di essere salutato così e io ne vado orgoglioso. E questa è Rete 55, l'amore e la difesa, il racconto per il territorio. Matteo Enzaghi, è stato un grande piacere. E trovate il suo libro Flashback in tutte le librerie e anche su Amazon. Matteo, se ti va non finisce qui, magari ci risentiamo, ci raccontiamo nuovamente, perché di cose da raccontare quando si parla di territorio ce ne sono tante. Grazie davvero. Lo spero, Sammy, a presto, ti aspetto ospite qui a Rete 55, grazie a tutti gli ascoltatori. Arrivederci, a presto.